Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash del vostro maglietto veneziano. Da come avete visto dal titolo parleremo di questa guerra che sta coinvolgendo un po' tutti in Europa proprio perché siamo, come si suol dire, nel centro dell'Europa. L'Ucraina è nel centro dell'Europa, è stata invasa ingiustamente o giustamente, dipende dai punti di vista. Si sa che in Ucraina c'era un movimento ebraico ortodosso sicuramente, che voleva riportare la nuova Israele lì, ma questo non verrà mai detto, e mai detto queste cose non le dice, però da fonti attendibili sembra che questo sarebbe successo, che il piano era quello proprio di depopolare l'Ucraina per poi insediare la nuova Israele. E i russi, giustamente o ingiustamente, sapendo di questa cosa e sapendo che c'erano anche 24 centri di studi batteriologici in Ucraina, hanno invaso quella che per il momento si chiama ancora Ucraina. La guerra sembra quasi ferma, in stallo, si vede che Putin e tutto il suo establishment sta andando a rilento, ma come si suol dire, sta andando a rilento, almeno sembra, no? E alcuni dicono che è perché ha difficoltà negli approvvigionamenti e quant'altro. Io penso che sia perché vuol demolirla proprio passo centimetro per centimetro e non usa l'aviazione, perché se no in 2 settimane l'avrebbe già rasa al suolo. Invece così vuol dare il tempo anche alla popolazione di andare negli altri stati, no, e creare scompiglio perché questi profughi ne andranno via almeno 10 milioni, adesso siamo arrivati a 2 milioni, 3 milioni, c'è chi dice addirittura 5 milioni di persone uscite e scappate dall'Ucraina. Dal mio punto di vista, come minimo andranno via 10 milioni di persone, e questo è un primo passo, no? Ma molti mi chiamano e mi dicono cosa posso fare per difendere la mia proprietà. E qui adesso a video in questo momento metto a video un sigillo antichissimo, più antico dei sigilli come si suol dire, di Salomone, quello di Mosè, quello proprio preposto per portare fortuna e sicurezza alla casa, alla materialità. Questo, questo sigillo, per quelle persone che lo stanno guardando adesso, è uno dei più antichi cabalistici, diciamo, di sigilli, che serve proprio per la protezione della casa, proprio perché queste ondate di persone che escono dall'Ucraina invaderanno l'Europa, molti saranno stinchi di santo, ma porteranno anche una grande crisi economica, un flusso, cioè questa guerra già sta portando una crisi economica importantissima perché la via della seta passa, quella cinese, dovrebbe passare o sarebbe dovuto passare dall'Ucraina. Quindi nei prossimi tempi, oltre chiaramente a questa storia del Covid, che chiaramente la ritireranno fuori in ottobre, avremo questa situazione catastrofica in giro per l'Europa, tutti questi profughi che giustamente cercano aiuto, ma non tutti saranno stinchi di santo. Noi dovremo affrontare un'impennata dei prezzi alimentari, entreremo in una sorta di limbo economico, i nostri connazionali, la nostra patria subirà un tracollo economico prima di una continuazione della guerra, perché dal mio punto di vista, da come ho visto il Marietto, la guerra non finisce qui e va avanti fin quando la Russia non riuscirà a portare l'Europa nel Medioevo. Quindi questo sigillo che voi vedete in questo momento è praticamente un sigillo che allevia e protegge le proprie cose materiali, cioè questo sigillo è consacrato, battezzato e vitalizzato per una proprietà. Quindi per chi ha una casa e vuole proteggere le mura, le cose materiali che ci sono dentro, questo sigillo è indicato, è uno dei più antichi, è più antico di quelli di Salomone di almeno 2 o 3 mila anni, come minimo. Quindi questo è un consiglio, perché molti mi dicono io ho una casa, una proprietà, ho dei terreni, una fabbrica, posseggo delle navi e avrei bisogno
qualcosa che a livello eterico mi protegga, perché mi dicono: ho capito che chi comanda il mondo eterico comanda il mondo, e di conseguenza voglio che anche le mie cose accessorie siano protette da questa ondata di guerra che sta per arrivare. Bene, cari amici, preparatevi a queste nuove ondate di profughi, che non sono neri, ma sono bianchi, che sono come noi, che sono europei, che stanno pagando un durissimo prezzo per le scelte scellerate che hanno fatto i loro governanti in nome di una moralità che poi non si capisce, visto che avevano 24 basi, studi, chiamatele poi come volete, caserme batteriologiche, che stavano studiando virus per poi propagarli, e anche centri di addestramento paramilitari. Quindi io non so se ha ragione o torto il signor Putin, so che il signor Putin sicuramente non è pazzo, ma è una grandissima mente dietro tutti i servizi segreti, quindi milioni di persone che hanno la sua stessa mentalità. So che ha la bomba atomica, so che, più che so, ho visto che invaderà l'Europa, e ho visto quando avevo 15 anni che praticamente raderà al suolo molte città. Quindi per quelle persone che vogliono difendere le proprie proprietà, il vostro marietto veneziano consiglia il sigillo mosaico di Mosè. Grazie e alla prossima, ciao.